come dicevo Elena, No, qua- perché turismo in bici, turismo a piedi con i tacchi, non fatelo mai, dicevo che qua, come vedi, ci sono tantissimi locali, no? Quindi puoi fare l'aperitivo in un locale, no? Con i prodotti locali di qualità e puoi poi scegliere di andare magari a pranzare in un altro e domani fare l'incontrario, no? Quindi in questa zona c'è anche un museo interessante sulla foresta. Quindi ci Ecco, sono diciamo che ci veramente sono diverse attività sì. importanti, no? Non solo legate alla storia, ma anche legate al territorio, legate alla natura. Sono tutte cose belle, interessanti, che magari uno non pensa di trovare, invece ci sono. Ecco, volevo portarti in questo locale che è il Caffè Vecchio, che ai tempi del terremoto l'attuale titolare, che era figlio dei proprietari che c'erano prima, hanno vissuto il terremoto e veramente ci sono anche le foto all'interno che raccontano proprio quello che è stato il tremendo terremoto che ha devastato soprattutto, cioè tantissimi comuni, ma soprattutto Gemone del Friuli e Venzone. Quindi qua veramente oggi è difficile vedere i segni perché è stato tutto ricostruito. Allora, siamo al Caffè Vecchio qui a Venzone con Mauro. Veramente un piacere essere qua, tornare, perché qua bisogna venire spesso e io sono sempre orgoglioso di Mauro perché è veramente una persona accogliente, prima di tutto. Seconda cosa è uno chef, sei uno chef. Io e mia figlia insieme. Ecco, qua è a conduzione familiare, no? Abbiamo visto già girare la moglie che è un attimo di pausa perché veramente fate le ore lunghe, no? Qua. Perché- Si inizia alle 7 di mattina io fino alle 10 di solito, però insomma, Ecco. tutto il giorno qua. Quindi qua veramente è un orgoglio per tutto il Friuli Venezia Giulia avere qua a Venzone dove passano anche parecchi ciclisti qua, no? È una via ciclabile importante, poi Venzone comunque rimane un fulcro come era una volta, una specie di confine, no? Tra la montagna e il mare. Sì. Allora chi passa dalla montagna si ferma perché comunque merita fermare. E chi va al mare, sì, la stessa cosa. Con il turismo ciclabile sicuramente è importante perché comunque ci sono vari settori, no, di turisti ciclabili, chi si ferma a dormire all'ultimo momento, chi prenota prima, chi arriva giù, prende il treno e torna comunque sulla televisione, Sì. perché bisogna dire che la pista dell'Alpe Adria Sì. è una delle più belle che ho visto io. Esatto, lo dicono tutti, a livello europeo è una delle migliori. E qua è appunto lo snodo al centro del Friuli perché qua poi c'è la possibilità di poter appunto fare la pendemontana, quindi a valle delle Prealpi, sia Prealpi Giulie che le Prealpi Carniche, e poi inizia la pianura, no? Quindi qua uno dice è un punto di riferimento che può fermarsi più giorni, perché da qua poi si arriva anche in poco tempo a Gemona del Friuli, oppure dall'altra parte a San Daniele del Friuli, città importanti, no? Scendendo c'è Cividale del Friuli e altre città. C'era per esempio un gruppo, sabato mattina un gruppo di austriaci che si sono fermati qui un'oretta penso circa e poi andavano giù a mangiare la risata e poi tornavano su a San Daniele e tornavano in Austria. Ecco, Questo era il loro itinerario, due corriere di turisti che facevano questo itinerario. Ecco, ognuno si sceglie il proprio percorso, però qua con Mauro, qua con Mauro invece si può scegliere un altro tipo di percorso enogastronomico basato sulla cucina, veramente, che adesso ci spiega velocemente, perché poi bisogna venire qua ad assaggiare, sedersi e vedere il menù e poi anche quello che propone. La proposta che facciamo noi è una selezione di pasta fatta in casa, di tortelli piuttosto che di pappardelle o tagliatelle, come adesso hanno fatto le tagliatelle con le erbette rosse. Arrivo adesso!
la carne alla griglia, che avendo il fogolar tipico come c'era una volta nei locali, si adopera anche per la carne alla griglia. Davvero buona, davvero proprio cucinata come... Mi ricordo della mamma che era spagnola, un'altra cosa che si fa autoctona è la paella, il pesce e il pollo. Esatto. Quindi non siamo al mare, ma sapete che il Friuli in poco tempo ci si arriva, quindi qua arriva il pesce fresco che viene poi cucinato, spadellato, no? Spadellato e dopo parleremo anche del buon vino. Intanto guardatevi queste immagini di questo locale storico bellissimo, no? Che è un full immersion fra passato e presente, perché qua sono anche le immagini anche del terremoto anche, Sì, no? sì. Dov'eri il giorno del terremoto? Il giorno del terremoto ero giù a Butto in collegio, però l'ho sentito comunque come l'ho sentito qua. Lo lasciamo un attimo che deve servire, perché qua si lavora sempre, quindi qua non c'è tempo, perché qua i turisti arrivano a tutte le ore. Quindi in questo locale, al centro, nella piazza di Benzone, che come sapete è ne abbiamo parlato anche prima, che è una città comunque che ha più cerchie murarie, e veramente qua siamo al centro. Quindi qua nella parte centrale dell'anno è anche chiuso al traffico, quindi è solo pedonale o ciclabile, quindi ciclo pedonale. Quindi guardate questo locale bellissimo, che anche in questo periodo c'è la fiammella del fuoco, però qua il fuoco c'è sempre, perché c'è il fuoco, quello che fa parte del nostro cuore, no? Quindi siamo qua, siamo sempre accolti con il cuore. Allora, entriamo nel merito un po' anche dei piatti caratteristici tradizionali, tradizione di questo locale qua e di questo territorio, con dei prodotti appunto che abbiamo qua in Friuli Venezia Giulia. Allora, i tortelli, che è una cosa che mi ha sempre colpito. I tortelli, il nostro fiore all'occhiello dei tanti che facciamo è lo scrigno di Sauris, fatto con lo speck, gli spinaci alla ricotta condito col burro fuso, i tortelli di farina integrale con dentro il formaggio di Frante e la polenta, conditi con una salsa di friulano. Una bontà unica, no? Perché sono i prodotti di questo territorio e sono veramente saporiti e gustosi. Un'altra tortella dove si adopera la ricotta fresca con la cipolla rossa e conditi con una salsina di lampone, molto particolare anche quello. I gnocchi di zucca, perché quando c'è la stagione della zucca qua sapete, no, Benzone che è famoso per la zucca. Benzone veramente c'è un full immersion, però tutto l'anno si può veramente essere coccolati anche da altre curiosità, no? Che avete, che poi si ritrovano nei piatti. No, diciamo che come la cucina friulana è molto una cucina in tendenza invernale, no? Nel senso che d'estate hai chiaramente più possibilità di fare cose fresche e meno l'inverno è più caricato con le classiche salsicce piuttosto che i musetti che abbiamo noi con la brovada, piuttosto e riesci hai un lavoro diverso. Un'altra carne che lavori molto, che ha gusto, è la selvaggina, piuttosto che i filetti di cervo con i mirtilli, piuttosto che il cervo in salmì. Allora, chiaramente qua però voi avete anche il gelato, no? Quindi Facciamo il gelato in casa da soli e con mia figlia Arianna fa i dolci, il tiramisù con le fragole, il tiramisù normale, piuttosto che, come adesso c'è in vetrina, il bianco mangiare, fa i dolci in casa da sola. capite che questo vuol dire sapersi gestire, cioè saper fare tutto, ma soprattutto le cose buone, con amore e con passione, perché quanti anni che siete qua voi? Io adesso sono una quarantina. Io prima c'era papà e mamma, Ecco. poi piano piano sono subentrati noi, ma io adesso 30-40 anni sono che lavoro. Quindi come vedete la tradizione qua è lunga ed è uno dei locali storici, no? Sì, questo è il caffè vecchio, è uno abbastanza. A Benzone diciamo che sì, è uno dei più storici. Adesso ci spostiamo in una location veramente interessante, che è anche il tema di questa parte della puntata,
e ci trasferiamo proprio ci trasferiamo proprio di fronte al sagrato del Duomo, dove troveremo 5 mummie perfettamente conservate e andiamo a scoprirle. All'interno del Duomo ci sono proprio 2 fotografie che fanno vedere la differenza di maggio e di settembre. Nel Duomo a maggio era caduta, diciamo, la torre dove non c'è il campanile, proprio questa. A settembre tutto era già al suolo. E in più le statue che vedete all'esterno, queste sono copie. All'interno troverete le originali. Perché? Perché oltre al terremoto le statue originali hanno avuto anche un incendio dove erano depositate, quindi con l'incendio il sasso col calore il sasso non gli fa proprio bene, nel senso che basta un po' di pioggia del vento e si sbriciola. Quindi hanno fatto delle copie, le hanno inserite all'esterno e all'interno trovate proprio le originali. E siamo giunti alla fine della nostra puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia qui nella meravigliosa Venzone. È un peccato, Romano, vero? Sì. Perché ci siamo trovati veramente bene, bellissimo. Sì, veramente è stata una scoperta. Io uso sempre l'asta scoprire e riscoprire, perché qua io sono già stato qua, perché ho fatto la ciclabile con la famiglia, con i miei figli, però ritornare oggi e soprattutto conoscere meglio quelli che sono qua gli abitanti, no? Che sono pochi, però sanno veramente accogliere e sono veramente delle persone pazienti, Elena, e io mi sono trovato benissimo, ho scoperto moltissime chicche, tantissime curiosità, no? E questo è molto importante, noi abbiamo respirato proprio aria di storia, aria di cultura, aria di sport anche, perché cioè vedere che queste nostre città sono così accoglienti anche dal punto di vista sportivo, per le ciclabili. Qui tra l'altro di fronte a noi c'è attraversa un pezzo della famosa ciclabile Alpe Adria, che è veramente un'opera d'arte, perché dà la possibilità di collegare i vari comuni. Siamo vicino al Palazzo del Comune, alle mie spalle guardate. Questo è il panorama. Volevo Dimmi, ricordarti Romano, che, come hai visto, oggi c'era un via vai, no? Però a breve, come mi ricordava Aldo, che è veramente una persona che qua ti sa dare tutte le indicazioni. che è responsabile dell'ufficio turistico. Esatto. Ricordiamolo. Da tantissimi anni, e quindi lui sa veramente, mi ha raccontato veramente che passano tantissimi ciclisti. E questo è un orgoglio, perché poi loro si fermano più giorni qua e in tutto il Friuli, perché qua poi da qua uno si può spostare, andare a San Daniele del Friuli, ad andare a Gemona del Friuli, ma soprattutto qua verrà chiusa la piazza a breve, e quindi ci sarà la possibilità di poter camminare a piedi tranquillamente. Questo è molto importante, vivere fino in fondo Venzone, viverla, respirarla, scoprirla e perché no, amarla. Giusto? Concludo dicendo che qua natura e storia e anche spiritualità, perché ci sono tanti percorsi qua che si possono fare anche a piedi. C'è un anello che l'abbiamo visto prima e volevo ricordarlo ancora una volta, perché c'è un anello delle chiesette, quindi ricordatevi di venire, di tornare qua e di scoprire tutte le soluzioni che ci sono, dal lago alle Prealpi Giulie. Grazie a tutti voi che ci seguite, che ci date così tante soddisfazioni. Io vedo che è sempre in crescita, ogni volta abbiamo delle visualizzazioni sempre più importanti, sempre più alte, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo quantomeno vi piace. Noi ce la mettiamo tutta per portarvi il Friuli Venezia Giulia a casa, le chicche del Friuli Venezia Giulia a casa. Quindi un grandissimo saluto a tutti voi da Elena, da Romano. Ricordatevi con lo zaino, perché si parte con lo zaino pieno di vestiti, dopodiché invece si torna a casa pieno di emozioni e della storia delle persone che si incontra, come abbiamo fatto oggi. Ne abbiamo conosciute parecchie di persone che ci hanno raccontato veramente la loro storia, che è la storia del Friuli Venezia Giulia. E ricordatevi che la vita è fatta soprattutto di emozioni, ricordatevi di viverle a pieno. Un buon proseguimento a tutti, qui dalla Web TV Esplora e Ama stiamo trasmettendo dalla favolosa
Venzone. Venzone. Buon proseguimento a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.